A Valli di Chioggia e Conchi di Codevigo si stanno realizzando gli interventi di trasformazione irrigua del bacino di Trezze. La distribuzione dell'acqua sarà garantita da 8 km di tubazioni alimentati da un impianto di pompaggio. Le finalità dell'intervento sono risparmiare acqua e ridurre la quantità di nutrienti immessi nella laguna di Venezia. Questa mattina, nella location fornita dall'Orto Botanico di Padova, perfetta come sfondo per i temi trattati, si è svolto il convegno proposto dal Consorzio Bacchiglione in collaborazione con Ambi Veneto, l'Università degli Studi di Padova, dal titolo Acqua Facendo, in cui il tema essenziale è stato l'acqua. Un tema, l'acqua, fondamentale per la vita sulla Terra, ma sentito ora più che mai in un periodo di cambiamento climatico in cui si alternano alluvioni e siccità, provocando danni in un senso o nell'altro. Il Consorzio ha voluto una volta di più sensibilizzare sul tema e sulla necessità di prendere provvedimenti. Invitato al convegno il mondo amministrativo, soprattutto quello dei comuni interessati dalle attività del Consorzio, presente anche Chioggia, infatti, con gli assessori De Perini all'ambiente e Zennaro all'agricoltura. È proprio con i comuni, con il Consorzio, per primo si deve interfacciare, mostrando i vantaggi che possono derivare da una corretta gestione dell'acqua. Intervento da remoto per il senatore Luca De Carlo, presidente della 9ª Commissione permanente per agricoltura e produzione agroalimentare, seguito da un video in cui sono stati descritti gli interventi in essere del Consorzio, tra i quali l'intervento di trasformazione irrigua del bacino di Trezze tra Valli di Chioggia e Conche di Codevigo. La presentazione del presidente del Consorzio, Paolo Ferraresso, soddisfatto per il folto pubblico in sala, ha voluto invitare le amministrazioni a continuare a fare squadra per rendere possibile la messa in sicurezza del comprensorio. La stessa scelta della location ha un significato, una sinergia con il territorio di Padova e con gli ambienti universitari a cui il Consorzio si appoggia alla ricerca di soluzioni, ambienti universitari presenti con più relatori appunto al convegno. Le condizioni meteo estreme che ci stanno toccando non possono passare senza lasciare danni, ha ricordato il presidente Ferraresso, citando anche i milioni di euro già investiti e quelli ancora da investire per la messa in sicurezza del territorio, con alcuni progetti pronti in attesa solo del finanziamento necessario per poter essere realizzati, mentre chi subisce i maggiori danni in caso di piene e straripamenti continua ad essere il mondo agricolo, con campi trasformati involontariamente in invasi. Intervenuto poi Francesco Cazzaro, presidente Ambi Veneto, associazione dei consorzi, e il vice sindaco di Padova, Andrea Michalizzi, il quale si è reso conto della gravità del problema siccità vedendo le vie d'acqua che irrorano Padova in secca e le criticità derivate. Tra i relatori, notevole l'intervento del professor Paolo Tarolli, Università di Padova, Dipartimento TESAF, Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, il quale ha voluto dare una valenza diversa a quello che potrebbe essere l'apporto dell'intelligenza artificiale nel settore agricolo, con la creazione di una chatbot in grado di racchiudere nel proprio database nozioni storiche e tecniche della tradizione, dati meteo e quanto più per sapere possibile per risolvere sul nascere i problemi che possono riscontrarsi nell'ambito agricolo, prima che le culture vadano irrimediabilmente sotto stress facendo mancare poi la produzione. Sul canale YouTube potete vedere a breve i vari interventi del convegno a cui siamo stati presenti. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora. Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.